Allora, Sara, tu hai ricevuto il midollo che eri piccola, ti ricordi qualcosa? No, quasi niente. Quanti anni avevi? 1 anno e mezzo. Quindi te l'hanno raccontato. Sì. E cosa ti hanno raccontato? Che è successo questo, ma la mamma e il papà hanno fatto molti filmati, quindi ho potuto rivedere qualcosa a casa, però comunque i ricordi non ci sono. Proprio non è neanche uno. No. Quando eri in ospedale con la mamma eri troppo piccola. Sì, sì, sì. Però sapere che sei qui grazie a un donatore, che significato ti dà? È qualcosa di strano comunque, perché non sono come tutti gli altri ragazzi, però sono felice di essere qui grazie al dono di qualcun altro. Tu sai chi te l'ha donato il midollo? No, Non hai mai saputo neanche da dove veniva? no. E non hai la curiosità magari di dire o di ringraziare? Sì, ma cioè, se capita sì, però comunque non c'è la curiosità forte. La tua storia, i tuoi amici per esempio la conoscono? No, Come mai non gliel'hai voluta dire? no, non lo voglio dire a nessuno, cioè. Perché ti vergogni una malattia o perché dici me la tengo per me? No, più che altro perché passerei da una persona non normale o con un passato non uguale agli altri ragazzi e non mi va questa cosa. Però la mamma e il papà hanno fondato Admo Sì, e quindi raccontano la tua storia o comunque invitano a donare. Secondo te è importante che i ragazzi, adesso tu sei troppo piccolo, anche i tuoi compagni, però fra qualche anno si può fare la scelta di sì, tipizzarsi. Tu la consiglieresti? sì, E perché? perché come ho avuto io la possibilità di rimanere in vita grazie ad altre persone, è giusto che anche altre persone che stanno male o comunque non riescono da soli hanno l'aiuto di altri. Però si ha paura del lago, immagino. Io no, Tu no, però qualcun altro sì, secondo me. sì, E secondo te, bisogna andare oltre quando c'è in ballo la vita di altre persone. quindi il lago può essere, si può Sì, sorpassare, ma secondo te tanti fanno confusione ancora tra midollo osseo e midollo spinale e sanno poco di questo argomento? sì. Perché a scuola immagino non se ne parli molto. No, si fanno solo degli incontri con le classi più grandi, ma si parla di quinte o quarte e basta. Quindi questo potrebbe essere un modo per raccontare anche ai tuoi coetanei questa cosa. Sì, sicuramente. E ogni tanto riguardi queste foto, questi video. Sì, quando capita mi metto in salotto e guardo tutti gli album e è un po' malinconico. Esatto, che effetto ti fa? C'è un po' di malinconia perché comunque se ripenso c'è il papà a casa da solo, io e la mamma e deve essere stato difficile per tutti e tre sicuramente, ma la cosa più difficile penso l'abbia passata il papà sapendo di avere una moglie e una figlia malata che non si sa se torna a casa e lui a casa da solo. È stato sicuramente difficile questo. Tu oggi stai bene? Sì, sì, sì.